Dopo i danni dello scorso 12 novembre, con l'ultima previsione torna l'incubo acqua alta Venezia. Alle 22:30 infatti si prevede un picco massimo di 120 centimetri, un fenomeno anomalo per il periodo. Negli ultimi 20 anni, in giugno, il livello ha superato i 100 centimetri solo 3 volte. Il 6 giugno del 2002 con 121 centimetri, il 6 giugno del 2009 con 105, il 16 giugno 2016 con 117. Ecco, particolarmente quindi è particolare proprio il livello della marea astronomica che questa sera segnerà 83 centimetri. Con gli 84 centimetri di aprile sono le maree astronomiche più alte degli ultimi 150 anni. Il livello quindi di marea così elevato è purtroppo causato dalla coincidenza di tre fattori, principalmente marea astronomica altissima, la concomitanza del passaggio di un minimo depressionario sul Veneto e venti di scirocco lungo l'Adriatico. Un fenomeno anomalo ma che non dovrebbe destare particolare preoccupazione, rassicura Deste. Ci sentiamo sufficientemente sereni da dire alle persone insomma, che riteniamo che tutto si rispecchierà in quanto abbiamo segnalato, ovvero in una marea circoscritta e data da un picco massimo di 120. Su questo noi siamo abbastanza tranquilli, poi ci siamo peraltro preoccupati preventivamente questa volta per quanto riguarda l'area di Pellestrina, dove avevamo già dato corso ai lavori per innalzare la muretta frontale proprio per le alte maree, in corso d'opera quindi abbiamo provveduto ad avvicinare all'area interessata, maggiormente interessata, altre 6 pompe nell'eventualità che e 2 righe di sacche. Venerdì sera alle 22:55 invece si prevedono 100 centimetri.